Buongiorno, benvenuto a tutti voi. Cominciamo la riunione odierna con un momento di ripensamento, con la commemorazione del socio effettivo Cesare Voci, e per questo associo Fabrizio Gasparini di dirci qualcosa e di ricordare la persona. Grazie. Eccolo qua. Vabbè. Buongiorno a tutti. Mi è stato richiesto di ricordare Cesare Voci. Non è una cosa facile, di ricordare una persona. Si chiama Cesare Voci. Credo che gli farà piacere a Cesare essere ricordato a tanti amici e colleghi. Sono stato invitato a farlo e ho accettato perché Cesare Voci è stato non un collega ma un carissimo e complice amico, col quale ho condiviso per 20 anni tutto il condivisibile. Dall'ufficio alla tenda canadese, dagli angusti e polverosi spazi delle zone sperimentali, alla corte alle ragazze e alla ricerca del vino. Ricordarlo è un piacere, però descriverlo per me non è facile. La carriera accademica di Cesare Voci si è sviluppata a Padova, la sua attività scientifica presso grandi centri internazionali di ricerca. Cesare Voci è stato un eccellente ricercatore e didatta, ammirato e rispettato dai colleghi per la sua onestà, il suo equilibrio e la sua capacità di affrontare e guidare situazioni complesse. Si è laureato a fisica a Padova nel 1962, è stato assistente ordinario e dal 1980 professore ordinario di fisica generale. È stato direttore della sezione di Padova dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dal 91 al 97, vicepreside della Facoltà di Ingegneria dal 96 al 2002, direttore del Dipartimento di Fisica dal 97 al 2003 e coordinatore della consulta dei direttori di Dipartimento. La direzione del Dipartimento di Fisica, che è il più grande d'Italia, per 12 anni. Nel 2003 è divenuto prorettore con delega per la didattica, dal 2007 anche con delega per il budget docenza. Nel 2007 era socio effettivo dell'Istituto Veneto di Scienze e Lutto d'Arte. Ha tenuto corsi di fisica generale presso la Facoltà di Ingegneria, di Scienze, di Agraria, di Scienze Motorie, eccetera. La sua attività di ricerca si è svolta nell'ambito di collaborazione internazionale nel settore di fisica delle interazioni forti, interazioni fondamentali. Ha iniziato la sua attività nel gruppo padovano del professor Guerriero, che aveva una collaborazione con l'MIT, l'Harvard e la Brown University. Nel 1967 Guerriero si trasferisce a Bari e Cesare Voci diventa il leader del gruppo della parte del gruppo che era rimasta a Padova, che spostò la sua attività presso il CERN di Ginevra. Era un gruppo sostanzialmente di coetanei, quindi una situazione non semplice. Qui in successive collaborazioni con il Collège de France, Trieste, Saclay, CERN, Vienna, Friburgo, vennero fatte misure nell'ambito delle interazioni forti. Successivamente furono fatte al CERN frastiche ed esemplari sul fattore di forma elettromagnetico del protone e del neutrone. Con l'entrata in funzione di nuovi grandi acceleratori, Cesare Voci guidò il gruppo padovano AERA ad Amburgo e fu coordinatore nazionale dell'esperimento Babara a Stanford. All'inizio degli anni 90 Cesare Voci ridusse gradualmente il suo impegno diretto nella ricerca sperimentale per dedicarsi alla sua organizzazione a livello più elevato. Nei due periodi di direzione a Padova definì delle linee guida di politica scientifica che continuarono nei loro positivi effetti per parecchi anni a seguire. A lui è dovuto l'iniziativa di presso il costruendo Large Hadron Collider a Ginevra. Le sue caratteristiche di chiara visione di problemi e sicure proposizioni di soluzioni diedero un forte contributo al governo dell'università e degli NFN. Accanto alla sua abilità di sperimentatore e di docente, Cesare Voci sarà ricordato per il naturale e semplice interesse che ha sempre manifestato, sin da quando era studente, per i propri colleghi, che ascoltava, aiutava e consigliava con pazienza, efficacia, discrezione e soprattutto con grande rispetto. Paradossalmente credo che siano state proprio queste importanti che l'abbiano indotto a non battersi con decisione per ottenere posizioni di livello più elevato, posizioni ampiamente alla sua portata, il cui raggiungimento sarebbe stato pienamente giustificato agli occhi di tutti dalla sua levatura morale e scientifica.
Voci non amava essere o agire in modo divisivo o apertamente conflittuale. Chi era Cesare Voci? Queste sono tutte le sue medaglie. Adesso vediamo chi era Cesare Voci. Cesare era una personalità complessa, nella quale aspetti esteriori di freddezza e di profonda riservatezza nascondevano doti affettive di tenerezza e solidarietà, fortissima seppur molto discreta determinazione. Da non dimenticare poi un sempre presente sottofondo, un basso continuo di personale gusto goliardico. La nostra conoscenza risale a quando eravamo studenti nel corso di laurea in fisica. Cesare è stato uno studente eccezionalmente capace e determinato e contemporaneamente una persona di grande aiuto per i compagni, cui non rifiutava mai né tempo né aiuto. Il suo carisma era tale che si diceva che toccarlo prima di un esame portasse fortuna. Questa è una forma di aiuto passivo, molto sfruttato. La sua tesi di laurea, che discusse primo di tutta la compagnia a ottobre del quarto ultimo anno di corso, è un testo inusualmente breve e scarno. Una tesi di 30 pagine è una cosa assolutamente fuori dal comune. Esso riflette l'aspetto che definirei galileiano del suo carattere. Cesare affrontava un problema scarnificandolo sistematicamente fino a portarlo a livello di semplicità nel quale le sfaccettature residue erano così poche e chiare da consentire una soluzione che apparisse oggettiva e inoppugnabile. Che fosse sempre la soluzione giusta è probabilmente discutibile, ma si rivelava sempre difficilmente contestabile, supportata come era dalla convinzione comune che Cesare fosse un analista attento e soprattutto una persona profondamente onesta. La domanda «cosa ne pensa Voci?» accoppiata all'autorevolezza della frase «l'ha detto Voci», fanno e faranno parte del nostro, e non solo nostro, lessico familiare. I suoi libri, scritti in collaborazione con Massimo Nigro e in seguito con Paolo Mazzoldi, sono dei classici del genere, adottati da docenti e utilizzati da studenti di tutta Italia. Sono scarni, non contengono niente di più di quanto egli ritenesse che un giovane dovesse sapere e aver compreso per proseguire nei suoi studi. Questa limitazione all'essenziale gli consentiva e si accompagnava ad una grande chiarezza di esposizione e di scrittura. Ma la sua passione e la sua fantasia si manifestavano nei testi di esercizi, che mettevano a disposizione di chi lo volesse e fosse interessato la possibilità di essere accompagnato a spaziare e nuotare in un numero di pagine e dettagli illuminanti assolutamente inusuali. Sono libri di 900 pagine, per intenderci. Il nostro gruppo di ricerca non aveva un capo ufficiale, ma nessuno aveva dubbi circa la sua esistenza. Questo riconoscimento non pesava, era percepito come fenomeno naturale, come il fatto che ogni 6 giorni siano seguiti da una domenica. Il sapere che c'era qualcuno che ti seguiva e pensava per te dava ai più giovani un grande senso di tranquilla libertà e l'entusiasmo e l'iniziativa. Da buon siciliano, Cesare aveva forte il senso della proprietà. Gli studenti erano suoi, il piccolo laboratorio del CERN era suo, eccetera. Ma questo non pesava, anzi li faceva sentire più tranquilli. Era una limitazione alla nostra libertà che era tollerata. Ciò che secondo me è straordinario è che Cesare sia riuscito a teorizzare e trasportare questo tipo di organizzazione anche a livelli più alti, quando decise di candidarsi a posizioni di responsabilità amministrativa, direttore del Dipartimento, della sezione FN, posizione prorettore, eccetera. È un'organizzazione basata, anziché sull'autorità gerarchico-accademica, sulle proprie altrui qualità umane. Personalmente ero contrario alla sua idea di ridurre il proprio impegno all'attività scientifica. Cesare era un eccellente sperimentatore, avevamo creato un gruppo solido, tecnicamente eccellente e di riconosciuto prestigio internazionale, ma non riuscì a farlo recedere dalla sua idea. E il perché è molto semplice, perché Cesare aspirava a quelle posizioni non per ambizione personale o per desiderio di potere, ma perché aveva un progetto, aveva delle idee che voleva realizzare, e quelle posizioni erano gli strumenti che gli avrebbero consentito di farlo.
L'origine furono, secondo me, i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni nell'organizzazione delle attività sperimentali nel nostro campo di ricerca. Nel 62, anno della tesi di laurea, usavamo un rivelatore esposto a un acceleratore che forniva protoni di 3 GeV, che sono 3 miliardi di eletronvolt. Il vecchio televisore aveva 10.000 eletronvolt. E nel 62 questo era l'apparato sperimentale che è stato esposto a Brookhaven, vedete, un oggetto di 1 metro cubo, e gli articoli erano firmati da 18-20 persone. Mi sono perso qua dentro. Nel 1980 lavoravamo all'SPS, Super Pronto Ciclotrone del TEN, con protoni da 480 GeV. Siamo passati da 3 GeV a 480. Oggi la macchina più potente fornisce 13.000 GeV. Devo ricordare che nello studio delle interazioni tra i costituenti alimentari e la materia, il potere risolutivo ottenibile è inversamente proporzionale all'energia dello strumento. Con 13.000 GeV possiamo esplorare e quantificare fenomeni che avvengono a distanze migliaia di volte più piccole che con 3 GeV e osservare fenomeni milioni di volte più rari, per esempio l'eccitazione del campo di Higgs. Con la crescita dell'energia delle sonde, gli apparati di rivelazione e misura divennero enormemente più complessi. Nel 1974, questo è un esperimento fatto al CERN nel 1974, vedete il rivelatore è quello là sotto, è già fatto da molti rivelatori lunghi 6 metri, quella è la capanna, la baracca in cui c'era l'elettronica, e quello è l'interno della baracca. Come vedete non c'era molto lusso all'interno, non ci si poteva neanche muovere praticamente. E era una collaborazione di 3 istituti in cui i friburghesi leggevano, c'era un ragazzo di Friburgo che leggeva le lettere a Lucilio in latino mentre io le leggevo in italiano, e gli autori sono 18. Però se andiamo nell'80, questo era ad Amburgo, è un collisore in cui si scontrano protoni di 800 GeV e elettroni di 30 GeV, e vedete che sono 47 istituti e 450 fisici. Questa è la fotografia del rivelatore, il diametro è 12 metri, la lunghezza è 19 metri. I padovani sono là in cima perché hanno fatto erano responsabili della parte più esterna del rivelatore. Probabilmente se la foto fosse nitida potremmo riconoscere Cesare là in alto. Dal punto di vista organizzativo e della gestione delle risorse umane e finanziarie, questi grandi esperimenti portarono a profondi cambiamenti. Queste attività richiedono pianificazioni decennali e una gestione collettiva e condivisa del governo della collaborazione e delle risorse disponibili. È degno di nota e di curiosità il fatto che l'organizzazione di queste comunità non sia di tipo industriale, con la NASA per intenderci, ma sia sostanzialmente di tipo volontario. Non c'è un contratto che imponga una gerarchia, ma solo delle norme per la elezione delle varie posizioni e di comportamento, liberamente accettate in continua evoluzione. Per le posizioni chiave bisogna scegliere le persone migliori disponibili, indipendentemente da età, posizione accademica, eccetera. I mandati sono brevi, per facilitare un ricambio rapido, ma le persone devono avere una visuale profonda, che vada al di là della lunghezza del loro mandato. Nonostante questi requisiti apparentemente contraddittori, queste comunità si sono rivelate sorprendentemente stabili ed estremamente efficaci. Bene, Cesare era convinto che anche un grande dipartimento universitario dovesse essere in qualche modo gestito in questo modo. Ovviamente c'era sempre un uomo solo al comando, che aveva però sostituito il feticcio che il suo potere dipendesse dal fatto di poter sempre imporre la propria volontà, sostituire questo feticcio con la nuova responsabilità di guidare una variegata comunità lungo un cammino pianificato e condiviso. Questa posizione intellettuale era il naturale sviluppo del modo di operare del giovane Voci. Essa implicava una grande disponibilità ad ascoltare gli altri e doti di moderazione e meni che consentissero di arrivare a presentare ad una larga comunità che ha spesso interessi non convergenti, una proposta già sostanzialmente accettata. Cioè tutto il lavoro di Voci era un lavoro di consultazione
colleghi per arrivare a una soluzione che fosse condivisa da tutti e fosse rapidamente approvata da tutti. Cesare spendeva il proprio tempo non ad imporre una propria posizione, ma a costruire una posizione comune. Ciò impone a chi è al comando di connettere coerentemente il noto prima di lui con l'immaginato dopo di lui. Deve garantire la continuità. Ora, personalmente Cesare aveva un forte bisogno interiore di mantenere un comportamento coerente e voleva anche e aveva piacere che questa coerenza fosse riconosciuta e apprezzata dai colleghi. Questo aspetto, unito alla sua riservatezza e ad una naturale timidezza, gli rendeva talvolta le scelte difficili e talvolta le condizionava. Era un atteggiamento automatico di difesa che poteva divenire un ostacolo ad un'azione oggettiva, soprattutto un ostacolo a cogliere al volo una nuova interessante ma incoerente possibilità. Cesare era perfettamente conoscente di questo limite e della necessità da parte sua di superarlo. Talvolta lo superava dimostrando soprattutto a se stesso che c'era coerenza anche dove chiunque di voi non ne avrebbe vista molta. Questi episodi venivano ricordati, erano rari, ma venivano ricordati. Un giorno comparve sulla porta dello studio un foglietto con poche parole che è rimasto affisso lì con 4 puntine per un paio di giorni. L'ho tolto qualche giorno fa per mostrarvelo. Eccolo qua. E questo foglietto dice che le navi nel porto sono al sicuro, ma non è questo è il motivo per cui costruiamo le navi. Era un monito a se stesso, ma pensava che tutti noi dovessimo tenerlo presente. In particolare pensava che quelle parole rappresentassero un chiaro invito alla classe accademica. Rappresentavano il dovere di uscire dal chiuso degli studi e dell'autoreferenzialità e osare il confronto e il rischio di mettersi apertamente e in gioco. Un invito a vincere la pigrizia e il privato interesse e a usare potere e influenza per il bene comune. Naturalmente tutto questo andava fatto con vociana, prudenza e saggezza. Se dovessi riassumere in una sola riga ciò che Cesare ha cercato di insegnarci, il suo messaggio, citerei questa breve frase. Avrete anche colto l'ombra di incoerenza che c'è tra la frase un uomo solo al comando e che segue su consultazione, condivisione, eccetera. E quindi fu un divertimento quando nel 99 mettemmo sul suo tavolo un saggio di Luciano Canfora su un altro Cesare, Caio Giulio, che aveva per titolo Cesare il dittatore democratico. Anche questo è divenuto parte del lessico familiare, una frase che ci ricordiamo continuamente. Bene, io ho finito. Questo che ho presentato non è certamente un ritratto del tutto imparziale. Esso è condizionato dai miei affetti e dal fatto che qualsiasi testimone porta con sé il proprio ricordo. Un ricordo che non è pietrificato ma vivente e che si evolge inavvertito nel tempo. Qualche volta non sapete mai che il vero valore di un momento, non conoscete mai il vero valore di un momento fino a che questo momento non diventa un ricordo. Questa è la dedica di Iman, moglie di David Bowie, al marito. Io devo dire grazie a Cesare per quanto ci ha dato e a voi tutti per la pazienza di aver ascoltato da lui e da me il racconto di 50 anni della nostra vita. Grazie. Molte grazie per questo sentito ricordo, ripetiamo la nostra vicinanza ai familiari e sospendiamo la seduta per qualche minuto. Grazie.